Un progetto grande, integrato, che vede oggi, per fortuna nostra, ce lo dice questo convegno, la Regione Veneto, che 4 anni fa era fanalino di coda in Italia, venivamo dopo la Sicilia, oggi finalmente essere su molti settori un punto di riferimento per l'agenda digitale italiana. Questa è la situazione dell'agenda digitale in Veneto. Se ne è parlato oggi a Padova a margine di un convegno sulle opportunità per la nostra regione in tema di digitalizzazione. Soldi investiti, ma soprattutto da investire per sviluppare un comparto fondamentale per lo sviluppo dell'economia veneta. Le nuove tecnologie devono contaminare tutto il tessuto produttivo regionale. Un esempio su tutti sono le stampanti 3D. È importantissimo che queste tecnologie entrino nelle scuole, contaminino le realtà già attive sui territori per far diventare questo territorio leader mondiale su questo tipo di offerta tecnologica. I finanziamenti fino ad oggi sono stati consistenti, ma è necessaria un'azione combinata tra pubblico e privato per sviluppare sia le infrastrutture che le conoscenze dei mezzi che oggi sono a disposizione. La prospettiva di futuro non possiamo non parlare col mondo con velocità e allora credo che le 2 linee di investimento della Regione, rivolte al mondo dell'impresa, rivolte al mondo della pubblica amministrazione, in qualche modo, come dico io, custodite dal rapporto con l'università che ci insegna come fare, credo siano il senso di questa giornata. Veneto sta abbastanza bene, ha recuperato molto in termini di infrastrutture, è sicuramente una regione che crede nello sviluppo e nella trasformazione digitale.